Si riparte per gli ultimi 7 minuti e 25 di gioco in questa prima semifinale qui al torneo internazionale Città di Caorle. L'Avtodor Saratov ha messo la freccia e ha operato il sorpasso nei confronti dell'Umana Reyer Venezia, che dopo aver condotto per 3 quarti, ora con un parziale di 12-0 è scivolata sul meno 9. Non va a segno il tentativo di Watt, il contropiede, lo spazio per Morris che si beve tutto il campo e incontrastato va a realizzare il più 11, 84esimo punto per la formazione russa, che ora ha davvero tutta l'inerzia dalla propria parte. Non va a segno il tentativo quasi allo scadere dei 24 da parte di Johnson, che ora prova a difendere dall'altra parte su Hammer, la palla dentro per il giro e tiro di Klimenko, a segno da centro area per il più 13 Avtodor. E finalmente interrompe la siccità offensiva la Reyer con la tripla di Michael Bramos, che torna a segnare da 3 dopo una vita e ora ruba anche palla. Bramos va fino in fondo a schiacciare. 5-0 firmato Bramos nello spazio di 10 secondi per il nuovo meno 8 Reyer, che prova a riprendersi dopo un parziale di 16-0 da parte dei russi dell'Avtodor Saratov, che chiamano subito timeout. 5 minuti e 53 al termine della partita. Di nuovo in campo dopo il timeout, ultimi 6 minuti di gioco per questa prima semifinale al torneo internazionale Città di Caorle. Si rifugia in una palla a 2, ora la Reyer riesce a recuperare il pallone grazie alla legge del possesso alternato. Ha 8 lunghezze da recuperare la formazione veneziana, che con un break di 16-0 tra fine terzo quarto e inizio quarto periodo era scivolata indietro. Intanto la palla rubata da Morris, che va per la schiacciata, non riesce però a trasformarla in 2 punti. Allora dall'altra parte Peric, il contropiede, la tripla di Haynes che non va, e poi c'è il fallo da parte di Klimenko ai danni di Res. Ancora azione d'attacco per la Reyer con Haynes che serve Peric. Ancora Haynes prova a buttarsi dentro, perde l'equilibrio e la palla scivola fuori. Palla persa dunque per Venezia.
È Fraser a gestire questo possesso per l'Avtodor Saratov, la palla va nell'angolo da Cody Clark, di nuovo fuori per Fraser, ultimi 4 secondi, deve forzare da 3, a segno Brandon Fraser. Punto numero 89 per l'Avtodor Saratov che si riporta a più 11. Dicevamo un break di 16-0 fra il finale del terzo quarto e l'inizio dell'ultima frazione, aperto da quella tripla incredibile, il buzzer beater a fine terzo quarto da oltre metà campo da parte di Downs, un canestro che ha cambiato completamente l'inerzia, ha dato fiducia all'Avtodor che poi ha messo altri 13 punti consecutivi a inizio quarto periodo. Poi la Reyer ha provato a riprendersi con 5 punti in un amen di Bramos, però ora si trova ancora a meno 11 quando mancano solo 4 minuti di gioco. Prova con lo stesso Bramos che dà per Haynes. Peric per un attimo pensa alla conclusione, poi torna da Haynes. Il tiro da 2 punti di Marquez Haynes non è bevuto dal ferro e dunque c'è il rimbalzo difensivo di Ervin Morris ed è già dall'altra parte l'Avtodor Saratov con Brandon Fraser a gestire l'azione. Bella palla dentro per Cody Clark, ricezione profonda e bel canestro da dentro l'area pitturata per il giocatore americano dell'Avtodor Saratov. Oltrepassa quota 90 la formazione di coach Mazzon. Dall'altra parte ancora Bramos per Peric, ha spazio per buttarsi dentro, lo ferma con un fallo Micah Downs che l'arbitro giudica addirittura antisportivo. È il quarto fallo di squadra in questo ultimo periodo per l'Avtodor, mentre non è ancora commesso nessuno la Reyer, e questo antisportivo regalerà 2 tiri liberi a Rue Peric oltre al possesso per la formazione veneziana, che ricordiamo si trova sul meno 13 in questo momento dopo aver condotto la partita per 3 quarti di gioco. Due su 2 per Peric che prova a rianimare la Reyer. Mancano poco più di 3 minuti alla fine, meno 11 sull'80-91 e azione d'attacco proprio per la formazione di coach De Raffaele. C'è un altro fischio a interrompere l'azione, il bonus è già stato raggiunto e dunque saranno altri 2 tiri liberi per Venezia con Bramos. Va a segno con il primo tiro libero Michael Bramos, che ora ne ha un altro a disposizione per riportare i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio, e ci riesce con il 2 su 2, 91-82 il punteggio, ultimi 3 minuti di gioco. La Reyer prova a riprendere per i capelli una partita che si sta vedendo incredibilmente sfuggire dalle mani dopo aver condotto con oltre 10 lunghezze di vantaggio nel primo tempo. Dall'altra parte il bellissimo taglio di Cody Clark che va a segno. Johnson, mancano 10 secondi per il termine dell'azione. Peric, la ricezione dentro l'area, arriva la stoppata di Micah Downs che però non è valida in quanto il tiro era già in parabola discendente, dunque sono 2 punti per Rue Peric, nuovo meno 9 Venezia. Rimane comunque un bel gesto atletico per il giocatore dell'Avtodor Saratov, anche se irregolare la sua stoppata. Ora proprio lui va a subire il fallo. È il primo fallo della Reyer in questo quarto periodo. Non necessariamente una buona notizia per coach De Raffaele, che a breve potrebbe aver bisogno di fermare il cronometro visto lo svantaggio di 8 lunghezze.
Arriva un altro fallo qui sulla ricezione a centro area di Fraser. Non vengono concessi i 2 tiri liberi al giocatore dell'Autodor, che sembrava tentare subito la conclusione. Si arrabbia coach Mazzon, ma gli arbitri hanno deciso per la rimessa dal fondo. Sarà proprio Fraser a incaricarsene. Tentativo di lob decisamente sbagliato, non si intende con Downs, e dunque una palla persa per l'Autodor. Non la sfrutta Johnson perché si lancia fino in fondo, ma il pallone non entra nel canestro. Ora Cody Clark, la ricezione dentro l'area, tutto solo, a rimbalzo Jan Hammer può trasformare in altri 2 punti, l'ennesimo rimbalzo offensivo di questo secondo tempo. Ancora più 10 l'Autodor, che ora prova decisamente ad allungare le mani sulla partita. Manca meno di 1 minuto e mezzo, la mezza stoppata da parte di Clark, l'ultimo tocco però è proprio suo. E dunque rimessa in attacco per l'Umana Reyer Venezia. Sarà Haynes ad occuparsene, la palla per Peric, che finta il tiro, poi si butta dentro. Peric perde il controllo del pallone, riesce per un attimo a riprenderlo, poi tenta un tiro che avrebbe avuto veramente del miracoloso se fosse andato a segno. Non è così. E dunque ultimo minuto di gioco. L'Autodor lo comincia sul più 11, 95-84. E davvero si sta andando a profilare la prima sorpresa di questo 11° torneo internazionale Città di Caorle, anche se l'Autodor Saratov è una squadra europea di ottimo livello, partecipante alla scorsa Champions League proprio come Venezia. Qui c'è il fallo, intanto il terzo di squadra per Venezia. L'Autodor sostituisce Downs con Kliuchnikov. Ricezione ancora una volta profonda per Hammer a centro area, subisce il fallo e stavolta ci saranno 2 tiri liberi per lui. Si tratta del quarto fallo per Peric e del quarto anche per Venezia, ma ci saranno comunque 2 tiri in quanto compiuti su azione di tiro. Sbaglia il primo Hammer, non ci prova neanche ad andare a rimbalzo offensivo l'Autodor, forte del più 11 quando mancano 46 secondi alla fine. 0 su 2 per Hammer, però davvero non sembra esserci più tempo per la Reyer, che ora perde palla con Morris che recupera in contropiede e va a segnare quello che è il canestro della staffa del 97-84. Ultimi 30 secondi di gioco qui nella prima semifinale del trofeo Sport System. Johnson lo scarico fuori per il tentativo da 3 punti a segno da parte di Orelic, ma è una tripla tardiva perché sul più 10 a 10 secondi dalla fine ormai l'Autodor decide di morire con la palla in mano, e dunque la prima semifinale qui al torneo internazionale Città di Caorle se la giudica proprio la formazione russa di coach Andrea Mazzon, che batte 97-87 l'Umana Reyer Venezia, e domani alle 20:30 sfiderà nella finalissima la vincente della seconda semifinale, che ricordiamo andrà in scena alle 20:30 tra Open Job Metis Varese e De Longhi Treviso. Io vi ringrazio per averci seguito e appuntamento a più tardi per la seconda semifinale.